Release me, release my body. I know. Presso il ristorante Don Chisciotte Belluccia si svela la stagione 2011 del team Bottegone Cipriani e Gestri Palma. Due formazioni, due società legate nella formazione juniores che sta per prendere il via la stagione il prossimo 11 marzo, quella del team Bottegone e della Cipriani e Gestri, due storiche società che hanno segnato il ciclismo toscano e non solo, una formazione juniores che si compone di 12 elementi, 4 i riconfermati, Andrea Boccafoschi, Francesco Cannavò, Andrea Roganti e Marco Tomi, e ben 8 nuovi arrivi: Francesco Bettini, Lorenzo Calugi, Francesco Mancini, Andrea Montagnani, Andrea Montagnoli, Iltia Nica, Nicolò Pacinotti e Luca Zullo. Le aspettative maggiori sono rivolte ovviamente a Marco Tomi, che dopo una stagione in chiaroscuro nel primo anno della categoria juniores è atteso al definitivo salto di qualità dopo quello che aveva già fatto mostrare nella categoria allievi, e ovviamente su Nicolò Pacinotti, che già lo scorso anno con 7 vittorie, il terzo posto alle Olimpiadi giovanili in Turchia, si è proposto come uno dei migliori allievi in campo nazionale. A guidare la formazione riconfermato lo staff guidato da Milko Musetti, con Imere Malatesta al suo fianco, e di collaboratori Maurizio Gori e Paolo Bonolini. La formazione, la squadra che quindi si va a comporre, vede in testa i due presidenti, Giacomo Capecchi del gruppo sportivo Bottegone ed Edoardo Zanobetti della Cipriani e Gestri, e poi uno staff forte e qualificato. Questa formazione sarà attiva non solo dal punto di vista delle gare agonistiche, non solo quindi con la partecipazione, ma anche con un'intensa attività organizzativa che prende il via il 18 marzo con la 54esima Coppa Piero Mugnaioni, poi il 22 luglio con la 42esima Coppa Ricami e Confezioni Pistoiesi che si correrà a Bottegone, e il 25 settembre il trofeo Industria, Commercio e Artigianato a Rignano sull'Arno. Le aspettative, le prerogative per una grande stagione ci sono tutte. Andiamo quindi ad ascoltare le interviste che abbiamo realizzato ai tanti ospiti presenti, tra i quali spicca sicuramente il nome del commissario tecnico della Nazionale Azzurra, Paolo Bettini. Siamo con Granieri, che fa parte dello staff del ristorante La Belluccia, che quest'oggi ospita la presentazione del Cycling Team Juniores Team Bottegone Cipriani e Gestri Palma. Una bella location per introdurre una bella squadra di juniores, questo ristorante che fa da teatro all'inizio della stagione 2012 di questa formazione. Sì, il nostro vuole essere dare il nostro contributo con la nostra struttura per dare anche un augurio probabilmente a tutto il team per una buona stagione, quindi avendo una struttura che ci permette di ospitare eventi di qualsiasi genere, compleanni, matrimoni, le prossime feste, siamo organizzati per ospitare in più occasioni. Questa è una delle migliori per poter presentare la struttura, e quindi ringrazio anche tutti quanti voi. E lo staff del team Bottegone Cipriani e Gestri Palma ha scelto questa location, una location che si adatta perfettamente, un locale che sposa la tradizione toscana con anche dell'ottimo cibo. Sì, anzi questo ha fatto bene a sottolinearlo, è uno sicuramente degli aspetti che ci caratterizzano, in quanto la nostra cucina è molto particolare, tradizionale, cura i piatti tipici del territorio, i toscani, e siamo in grado di soddisfare le più svariate necessità della nostra clientela. Sergio Iadevaia della ditta Palma Ecologia, una partnership con il team Bottegone Cipriani e Gestri che si rinnova anche nel 2012, la vostra azienda al fianco di questa formazione juniores, la vostra azienda che ha rinnovato questa alleanza con questa formazione, un modo anche per dare visibilità al vostro lavoro. Sì, benché ci siano tante problematiche, lo sappiamo tutti, anche quest'anno abbiamo voluto rinnovare, diciamo, il connubio con Cipriani e Gestri e Bottegone, perché amiamo questo sport, quindi cerchiamo di stringere i denti ed andare avanti, ecco, nel miglior modo possibile, ecco.
Palma Ecologia, un marchio affermato anche sul settore di cui si occupa, e quindi la vostra azienda in cosa si contraddistingue e quali sono i suoi campi? Siamo una ditta, diciamo, organizzata per le bonifiche ambientali, facciamo una ditta di servizi, facciamo tantissime cose, dalle bonifiche ambientali, segnaletiche stradali, un po' tutto in genere, ecco, nei servizi, diciamo, parecchio nelle bonifiche ambientali. Perfetto, allora facciamo un grande in bocca al lupo dalla Palma Ecologia a tutti i ragazzi del cycling team Bottegone Cipriani Gestri. Grazie, arrivederci. Marco Boretti, presidente del comitato provinciale di Prato della Federciclismo, per dare il via alla stagione del team Bottegone Cipriani e Gestri. Quello che vi lega è proprio questa partnership che la Cipriani Gestri ha scelto di fare con il team Bottegone, formazione pistoiese, ma la Cipriani Gestri ha la storia che è nata e che è cresciuta nella provincia di Prato, ed è sicuramente una delle società storiche della provincia di Prato. Sì, è una delle società che ormai è una delle storie di Prato, è quella che è una delle più vecchie e fa molta attività anche nella nostra provincia, soprattutto organizzativa. Io sono contento di essere qui stamani perché ho visto il legame tra le due società, Bottegone e Cipriani Gestri, è un buon legame, solido e con grandi prospettive per il futuro. Ecco, sicuramente hai sottolineato l'attività organizzativa del team Bottegone Cipriani Gestri. Se lo diciamo spesso, se tutte le società che fanno attività si impegnassero anche dal punto di vista organizzativo, forse riusciremo a risolvere tanti problemi. Sicuramente il team Bottegone Cipriani Gestri fa la sua parte e la fa veramente bene. Sì, il periodo è quello che è un po' per tutti, però insomma a piccoli passi, organizzando anche delle gare a livello juniores, si può andare avanti e si può migliorare questi problemi che ci sono, soprattutto finanziari. È difficile, lo so, però insomma l'impegno, se tutti ci mettiamo del proprio impegno, si può andare davvero avanti. Il team Bottegone Cipriani e Gestri nasce dall'unione di due storiche società e siamo con i presidenti di queste due società, Giacomo Capecchi del team Bottegone ed Edoardo Zanobetti della Cipriani e Gestri. Partiamo da Capecchi. Giacomo, una partnership che ormai va avanti da qualche anno e anche quest'anno si rinnova nel 2012 per portare una bella squadra juniores a fare attività ad alto livello. Sì, credo sia giustissimo e corretto quello che hai detto. È ormai un abbinamento che è iniziato un paio d'anni fa, poi nel 2010 si è concretizzato, nel 2011 abbiamo ovviamente ufficializzato l'intera annata, nel 2012 ci vede ora un'asta di partenza e sono convinto e credo che, ma perché interpreto il pensiero non solo mio ma di tutti, che questo sodalizio e questo abbinamento andrà avanti per parecchio tempo. Edoardo Zanobetti, invece presidente della Cipriani e Gestri, dopo tanti anni di attività di questa società, ha avuto anche per diverso tempo una propria squadra juniores, tanta attività organizzativa che la Cipriani e Gestri porta avanti da tanti anni e negli ultimi anni questo legame con il team Bottegone che porta sì tanti ragazzi ad avere la possibilità di praticare il ciclismo a livello juniores, ma vi vede molto attivi anche dal punto di vista organizzativo. Io penso sia non dico un obbligo ma un dovere, una società che fa un'attività in particolare a juniores, organizzare anche delle gare, perché se tutti si vadasse a fare una squadra per dire beh, allora niente, non avrebbe diritto di esistere la categoria, allora è un dovere, perlomeno noi la interpretiamo così, il dovere di organizzare anche le gare, perché se no la domenica non si andrebbe a correre. Per quanto riguarda poi il resto, per l'abbinamento, che non lo chiamerei un abbinamento, un avvicinamento da due società storiche della Toscana, perché 60 anni più di loro, più di 50 anni noi, si sono incontrati e giustamente hanno capito che si può benissimo andare avanti insieme e insieme si può migliorare molto di più di quello che si poteva essere da soli. Quindi la dimostrazione è stato che in 2 anni, in 3 anni siamo arrivati a fare una squadra abbastanza competitiva, perlomeno si spera, poi sai sarà la strada al giudice unico che deciderà se la squadra, però praticamente insomma, ci si contenta. Poi per l'accordo non c'è problemi perché come se si fosse nati insieme da 50 anni.
Giacomo Capecchi, team Bottegone Cipriani Gestri si rinnova ancora con una formazione che per la maggior parte sono nuovi arrivi, staff tecnico che però è ormai da diversi anni consolidato con Milko Musetti alla guida. Sì, lo staff tecnico è ormai con Milko Musetti, come dicevi te, alla guida, sono ormai 7-8 anni che è praticamente, questo credo sia il nono addirittura, come direttore sportivo, e credo che ha sempre corrisposto alle nostre esigenze, e quindi dobbiamo dare sicuramente un grazie, perché oltre che tecnicamente è anche la persona che crediamo giusta per i ragazzi di questa età. E per il resto credo che Edoardo abbia già detto questo, tutto quello che potevamo dire sulla nostra come società. Sui ragazzi che chiedevi te, abbiamo fatto 12 ragazzi quest'anno, 4 del secondo anno, purtroppo oggi manca Andrea Arogante, al quale va il nostro saluto e il nostro augurio di pronta guarigione. 2 giorni fa ha dovuto sottoporsi ad un'operazione di appendicite improvvisa e quindi è ancora all'ospedale, quindi il nostro saluto è prima di tutto per Andrea. Poi abbiamo 8 ragazzi del primo anno per garantire continuità, e quindi il 12 è il totale dei ragazzi, e crediamo di avere buone speranze. Poi ovviamente chiediamo impegno e serietà, con impegno e la serietà credo vengano anche risultati. La stagione prenderà il via l'11 marzo con la prima gara, e dal 18 marzo si parte subito con l'impegno organizzativo del team Bottegone Cipriani Gestri. Si parte con una corsa storica e mi rivolgo proprio a Zanobetti, con la 54esima Coppa Piero Mugnaioli. È una gara che naturalmente porta la data della nascita della società. Quando fu fondata la società nel 1958, Cipriani e Gestri erano 2 professionisti del paese, amici di barre e frequentatori lì. Quindi in che frattempo morì questo ragazzo, Piero Mugnaioli. Quindi praticamente si unì la nascita della società a questi 2 nomi, in più si fece la prima gara Coppa Piero Mugnaioli. Quindi va di pari passo con la società, quindi siamo legati a quel nome come alla società. Quindi praticamente la Coppa Piero Mugnaioli oramai è diventata una classica, 54 anni, e penso, perlomeno, sai, io non posso esprimermi a lunga scadenza, però penso che sia una gara da rispettare, che oramai è entrata nel novero delle grandi classi della primavera. E poi continuiamo, ricordiamo gli altri appuntamenti organizzativi: il 22 luglio la 42esima Coppa Ricami e Confezioni Pistoiesi a Bottegone, ed il 25 settembre il Trofeo Industria e Commercio e Artigianato a Rignano sull'Arno. Una stagione che parte sicuramente con i migliori auspici, e quindi a questo punto chiederei a Giacomo Capecchi il suo augurio a tutti i ragazzi del team Bottegone Cipriani Gestri. L'augurio mio, che è poi quello di Edoardo e di tutta la società nell'insieme, è quello di chiedere ai ragazzi non un numero di vittorie, perché sarebbe stupido da parte nostra, oltre che non corretto. Chiediamo impegno, serietà e capacità di fare gruppo. Credo che le qualità dei ragazzi ci siano, se riescono a fare questo, e sono convinto che ci riusciranno, verranno anche risultati. Non conta niente vincere 10, 15, 5 corse, conta come si vincono e come soprattutto viene gestito l'intero anno. Siamo con uno degli sponsor tecnici di questa formazione, con la Lenzi Bike. Siamo con Valerio e Alessio Lenzi, che quest'anno hanno dato il loro supporto a questa formazione, perché si sono occupati di uno degli aspetti più importanti, ovvero quello del mezzo meccanico. Lo chiedo a Valerio: questi ragazzi pedaleranno quest'anno su delle bici che avete voi stessi forniti. Che tipo di bici sono? Allora, le biciclette non vengono montate da noi, ci forniamo da un'azienda tedesca, Cube, leader nel settore, e abbiamo deciso di optare per il top della gamma. Anche se sono junior, ma il mezzo conta, e quindi abbiamo deciso di optare per il top della gamma come telaio, un telaio leggerissimo di nuova produzione, con delle nuove tecnologie che non si possono svelare, e gruppo SRAM Red, che sarebbe il top di una casa americana. Bicicletta molto leggera. Alessio Lenzi, invece sicuramente il mezzo meccanico è importante, come ricordava anche tuo fratello, è fondamentale, specialmente in una categoria come quella degli juniores, dove si inizia a fare sul serio anche dal punto di vista
tecnico, la precisione anche nell'allestire il mezzo meccanico importante. Questi ragazzi dovranno passarci delle ore, quindi il mezzo deve essere anche molto confortevole. Il carbonio in questo punto vi viene incontro? Sì, sicuramente sappiamo tutti la bellezza del carbonio e la nuova tecnologia del carbonio, leggerissimo, prestazionale e comodo. La categoria juniores, come hai rammentato te, è molto importante, un passaggio poi per i dilettanti fondamentale. Sappiamo c'è anche il giro della nazionale con gli juniores, chissà se quest'anno la ciliegina sulla torta sarebbe quello, ecco. E siamo con lo staff tecnico del team Bottegone Cipriani e Gestri Palma, con Milko Musetti, direttore sportivo responsabile dell'area tecnica, e Imere Malatesta. Un bel gruppo, 12 atleti. Partiamo proprio da Musetti, che ci descrive un po' questa formazione. 4 atleti riconfermati al secondo anno e ben 8 nuovi arrivati. Sì, abbiamo deciso di prendere un gruppo giovane per fare 2 anni a livello nazionale competitivi con gli altri. I 4 rimasti sono atleti importanti che hanno anche modo di insegnare ai primi anni tutto quello che deve essere fatto durante le gare. Imere, invece abbiamo detto questi 4 riconfermati, spicca sicuramente il nome di Marco Tomi. Dopo un'annata un po' tribolata si spera che possa tornare ai livelli che ha fatto vedere da secondo anno allievo. Sì, purtroppo Marco l'anno scorso è partito subito male perché ha avuto subito un problema a una gamba, un problema osseo a una gamba, e quindi è saltata tutta la preparazione, diciamo, invernale, tutta la prima parte di stagione. Chiaramente su Marco ci crediamo tanto, è un atleta sul quale proprio puntiamo soprattutto per l'inizio stagione, perché comunque pensiamo che possa diventare anche una discreta ruota veloce, quindi per la prima parte di stagione cercheremo di portare a casa qualcosa proprio con Tomi. Invece a Musetti chiediamo sui giovani, sui nuovi arrivati. Spiccano sicuramente i nomi di Nicolò Pacinotti e Luca Azzullo. Pacinotti, autore di una grande stagione lo scorso anno da allievo, lo stesso vale per Azzullo. Poi ricordiamo anche gli altri: abbiamo Francesco Bettini, Lorenzo Calugi, Francesco Mancini, Andrea Montagnani, Andrea Montagnoli, Iltia Nica e ovviamente Nicolò Pacinotti e Luca Azzullo, mentre gli altri atleti riconfermati, oltre a Tomi, abbiamo Boccafoschi, Cannavò e Roganti, che, come ci ha detto anche il presidente, ha avuto un intervento proprio qualche giorno fa, non è presente quest'oggi. A noi gli diamo ancora l'in bocca al lupo di una pronta guarigione. Dicevo, i giovani capitanati sicuramente da Pacinotti, e subito dietro vediamo Zullo e tutti gli altri. Sì, Pacinotti ha fatto bene nella categoria allievi, sicuramente è un atleta di importanza e cercherà lui, perché si deve riconfermare anche quest'anno, lo crediamo sicuro, e specialmente nelle corse a cronometro dove ha fatto vedere delle grandi cose, mentre per gli altri, sia Zullo, Mancini e tutto il resto, saranno comunque di supporto a tutta la squadra. Sono degli atleti che si sono già trovati bene nel gruppo e crediamo che quasi tutti riescono a fare il risultato. Ecco Musetti, ormai ci ricordava il presidente, 9 anni che sei alla guida tecnica del team Bottegone, e anche quest'anno ti hanno riconfermato la fiducia, ormai un buon rapporto con tutta la società e anche con Cipriani e Gestri. Sì, mi hanno riconfermato, se non riesco a vincere mi mandano via, no, semmai vado al mare, però no, c'è una certa amicizia con loro e sicuramente hanno fiducia di me. Io ho altri collaboratori che mi danno di mano e sono sicuro che ci porteranno a fare un bel gruppo e una bella squadra. Rino De Candido, commissario tecnico della Nazionale Azzurra, è presente a questa presentazione del team Bottegone Cipriani e Gestri Palma. Una presenza che sicuramente conferma l'attenzione della nazionale a tutte le realtà del ciclismo italiano, dove sono possibili poi trovare i ragazzi che difenderanno la maglia azzurra. La team Bottegone Cipriani e Gestri, una squadra giovane, però già tra i giovani possiamo riconoscere qualcuno che può far bene. Uno su tutti, mi viene da dire, anche per le esperienze passate nella categoria allievi, Nicolò Pacinotti. Ma sicuramente mi ha fatto piacere che Pacinotti abbia scelto questa squadra, perché sicuramente è una squadra molto così organizzata, preparata, dei buonissimi tecnici, e poi ho visto che è un bel gruppettino di ragazzi di un certo livello.
Pacinotti è uno di questo, poi c'è un altro ragazzino che mi pare che ha avuto un incidente l'anno scorso, no? Speriamo che quest'anno si riprenda. Pacinotti secondo me è un ragazzino che va tenuto, va curato, va tenuto nei modi dovuti, perché potrebbe sicuramente diventare un bel ragazzino di un certo livello. E soprattutto in una specialità che è importante come quella della cronometro. Pacinotti ha già fatto vedere ottime cose da allievo e certo nella categoria juniores cambia tanto, però già avere una buona scuola, una buona preparazione di base influiscono molto. Ma sicuramente adesso diciamo che Pacinotti probabilmente è un bel ragazzino, ha certe attitudini per la crono. Sicuramente adesso andremo un po' a valutarlo meglio facendogli fare dei test a livello federale per capire un po' quali sono esattamente i suoi limiti e valori, dopodiché vedremo di gestirlo in collaborazione con la società, perché insomma è giusto che chi ha queste attitudini sia salvaguardato. Per quanto riguarda invece gli appuntamenti della nazionale italiana, si parte, se non vado errato, nel mese di aprile, appuntamento classico di apertura con la Roubaix che si corre nello stesso giorno della categoria professionisti. Arriveranno qualche ora prima nel velodromo di Roubaix. Sarà presente la nazionale italiana? Ma sì, certamente sarà presente, si tratterà di capire un po' chi porto, perché sappiamo che la Roubaix è una gara un po' anomala, pertanto ha bisogno di elementi con date caratteristiche. Pertanto adesso valuteremo con calma ora dell'8 di aprile per riuscire a capire chi sarà la nazionale che andrà a fare la Roubaix. Stefano Benvenuti, consigliere nazionale della Federciclismo, non è voluto mancare alla presentazione del team Bottegone Cipriani Gestri Palma, una presenza per affermare come nella categoria juniores il ciclismo comincia ad essere svolto a livello nazionale. Una società come questa davvero può ambire anche ad importanti traguardi. Una società che si porta alle spalle due belle storie, quella del team Bottegone e quella della Cipriani e Gestri, che sono due pietre miliari del ciclismo toscano. Vorrei sottolineare che a Benvenuti Stefano, che si spoglia delle vesti di consigliere federale, quello che hai detto te dei risultati per me va messo in fondo, perché ragazzi di 17-18 anni ancora non hanno espresso il loro valore e devono continuare ancora sulla strada del divertimento, fra virgolette, perché già è una categoria molto diciamo importante e interessante. Da lì si vede chi ha il viso al corridore o meno. Per quanto mi parlavi della Cipriani e Gestri e del Bottegone, ecco, io uno dei motivi perché sono qui perché mi sento più giovane, perché già negli anni 60, quando anch'io correvo, avevo degli avversari nel Bottegone, avevano la maglia allora bianco-rossa, e praticamente tanti corridori che poi hanno fatto anche la storia, cito Francesco Mosè per tutti, hanno vestito queste insegne. E quindi ho fatto benissimo un tuffo nel passato e sono contento di essere qui, perché Bottegone è una squadra, una realtà che è conosciuta non solo in Italia, in tutte le regioni, ma anche all'estero. Luigi Bianchi, consigliere regionale della Federciclismo, per completare le istituzioni ciclistiche presenti qui alla presentazione del team Bottegone Cipriani e Gestri. Una bella squadra, un bel gruppo formato da due realtà storiche, lo abbiamo ripetuto anche con chi ti ha preceduto, perché davvero quando si cita team Bottegone, quando si cita Cipriani e Gestri, non si può non fare a meno di pensare alla storia di questi due gruppi. Senz'altro, queste sono due grandissime società che rispecchiano, diciamo, il ciclismo toscano, che questo per noi come comitato regionale è un grande esempio. Ce ne vorrebbe tante di queste squadre, volevo dire, in Toscana per risolvere tanti problemi che ci sono. Comunque un grande rispetto, perché anche il Bottegone ha delle tradizioni, volevo dire, vecchissime. Se si parla, volevo dire, dei grandi campioni che ci sono stati, Moser, insomma, volevo dire, senza fare tanti nomi che poi ci si potrebbe dimenticare di qualcuno, però sono delle società gloriose. Questo, volevo dire, è un grande esempio. È anche una cosa importante, volevo dire, dei ragazzi che ci sono in juniores. Indossare questa maglia credo che anche per loro sia una spinta molto importante durante la stagione, che indossare una maglia, diciamo, di una società con vecchie tradizioni credo che anche per loro sia un incentivo per fare qualcosa in più durante questa stagione. Io gli auguro, volevo dire, che sia
una bellissima stagione anche sotto il punto di vista dei risultati, perché volevo dire a questi livelli di juniores si conta anche il risultato, non è più, volevo dire, un divertimento, ma comincia a essere anche un impegno molto importante. Grazie a voi dell'intervista e un saluto a tutti, grazie. Paolo Bettini, commissario tecnico della Nazionale Azzurra dei Professionisti, quest'oggi però in una veste un po' speciale qui alla presentazione del team Bottegone Cipriani e Gestri, un'amicizia con queste due storiche società e anche un affetto che ti lega a questa squadra. Assolutamente sì, da quest'anno tra i ragazzi ci sono tutti e due miei nipoti, pertanto visto che siamo riusciti a combinare una giornata più o meno tranquilla, sono qua molto volentieri. Categoria juniores, non si smette mai di dirlo, fondamentale nella crescita di tutti i ragazzi, da apprezzare anche gli sforzi di queste società che danno la possibilità a ragazzi di 17-18 anni, una delle età sicuramente più critiche per svolgere questo sport. Ma assolutamente è un'età critica per i ragazzi ed è una categoria molto importante perché si formano le nuove leve. È lo spartiacque tra l'attività sportiva praticata per gioco e iniziare a capire che comunque bisogna iniziare a fare sul serio perché le categorie dopo sono esigenti. Pertanto sai, sono tutti ragazzi che comunque vanno a scuola, hanno altre priorità, è importante il gruppo, è importante trovare gente come questa, squadre come questa che sanno mettere insieme molto bene i vari aspetti della vita normale e, ripeto, farli giocare con la bici, però iniziare a indirizzarli per quello che è e saranno poi magari le scelte future. Fabrizio Campaioli della ditta Campaioli, che lega il proprio nome a fianco a quello del team Bottegone Cipriani e Gestri, una bella formazione, l'abbiamo appena scoperta, una formazione che punta sui giovani e sullo sport, un binomio importante, la vostra ditta si affianca a questa attività davvero fondamentale. Sì, diciamo sì, noi non so neanche da quanti anni diamo un contributo alla società. Anche quest'anno si parte, come ha detto lei prima, con buoni presupposti, vediamo, noi non chiediamo effettivamente niente, solamente il rispetto dei ragazzi, il rispetto dell'attività che fanno, perché è uno sport importante, è uno sport di quale siamo appassionati oltre agli sponsor e quindi un grosso in bocca al lupo a tutta la società. Ecco, la vostra azienda di cosa si occupa? Cerchiamo anche di raccontarlo ai nostri telespettatori. Sì, noi trattiamo principalmente macchinario tessile, siamo agenti di un grosso gruppo italiano e più facciamo dell'attività nostra riguardo all'usato, per quanto riguarda i macchinari sempre tessili nell'ambito dell'usato in tutto il mondo.